Il Venezia FC torna in Serie B. Il Consiglio federale della FIGC ha decretato l'esclusione dal campionato 2019-2020 del Palermo a causa delle gravi inadempienze evidenziate dal club rosanero all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, restituendo così al Venezia il posto che aveva perso a causa delle ultime vicissitudini al centro di numerose polemiche. Ritorniamo nella categoria che ci compete. Dopo 2 mesi difficili, 2 mesi in cui è stato difficile gestire questa situazione perché siamo stati spostati da una lega all'altra per vicissitudini in cui noi poco potevamo incidere e finalmente abbiamo l'ufficialità per la nuova stagione. Il Venezia di mister Cosmi era retrocesso in C dopo aver perso i play-out contro la Salernitana. Play-out che non si sarebbero dovuti disputare perché la squadra era già stata dichiarata salva. Ora si riparte sotto la guida di Alessio Dionisi. Ripartiamo consapevoli di tutto quello che è stato fatto per mantenere questa categoria e cercheremo adesso di concentrarci sulla nuova stagione. La squadra è partita oggi per il ritiro di Mezzana in Val di Sole e la squadra oggi è ancora al 50-60% per la parte di allestimento della squadra. Il direttore sportivo sta lavorando per completare la rosa con degli elementi importanti e quindi siamo fiduciosi di arrivare alla prima partita in Coppa Italia con la squadra definita al 90%.